la sesta edizione del Maker Faire, che quest'anno ha una vocazione europea ancora più spinta. E infatti nel padiglione 5, che è l'area dedicata alla robotica, voi vedrete non solo gli stand di 15 gruppi di ricerca top italiani, ma anche 15 gruppi di ricerca europei. Questo è specchio del fatto che abbiamo una comunità di robotica italiana quanto mai vivace, e il fatto di condividere quelle che sono realizzazioni prototipali che sono realizzate nei migliori laboratori di ricerca delle università, dei centri di ricerca e anche delle spin-off che i vari laboratori di ricerca hanno luogo insieme ai makers è quanto mai significativo, perché proprio nell'incipit, nel concetto di realizzare degli oggetti, si parla spesso di robotica e di intelligenza artificiale e i due termini sono spesso utilizzati come sinonimi. In realtà con la robotica abbiamo anche un'intelligenza di tipo fisica, dell'interazione tra la macchina e l'uomo, che è un concetto che è stato anche trattato prima in alcune delle presentazioni. Quest'anno abbiamo organizzato, oltre al padiglione 5, anche una serie di conferenze, e questo momento nella conferenza di apertura è dedicato a Robots for Health, cioè il robot per la salute. Chiaramente l'impiego sociale dei robot è quanto mai significativo. Noi abbiamo diversi gruppi di ricerca italiani che si occupano di applicazioni di robotica medica, sia in campo chirurgico che in campo riabilitativo, come avete visto nelle sequenze che mi hanno introdotto. E quindi quest'anno abbiamo il piacere di ospitare all'interno del momento introduttivo del Maker Faire uno dei maggiori esperti europei di chirurgia robotica. C'era nella presentazione di Enzo Basso, se non ricordo, vero Riccardo, il passaggio sull'accettabilità dell'intelligenza artificiale, l'accettabilità dei robot, che se un domani posso avere un ausilio robotico, oppure posso pensare che un robot è stato quasi freudiano questo dire di robot, che un chirurgo possa operare con l'ausilio di un robot. Questa è una tematica che riguarda non solo il campo dell'ingegneria e della medicina, ma anche il campo etico riguardo all'accettabilità dei robot, perché è chiaro che un domani dovremmo avere la possibilità di condividere gli spazi con i robot. Prima di introdurre l'amico Alberto, il professore Arezzo, professore di chirurgia generale all'Università di Torino, grande appassionato di chirurgia e di tecnologia, è uno veramente dei makers proprio per vocazione, per la sua spiccata propensione verso l'innovazione tecnologica nella chirurgia. Giusto due parole su quelli che saranno poi gli eventi a seguire. Domattina alle 10 nel padiglione 5 ci sarà un Robots on the Run, cioè i 30 espositori, gli italiani e europei, presenteranno dei brevi pitch di presentazione di quello che potrete vedere poi all'opera, cioè con il concetto sempre di hands-on che caratterizza il Maker Faire. Poi nel pomeriggio c'è un evento dedicato, i droni sono tradizionalmente nel Maker Faire perché sono molto di presa, allora noi abbiamo pensato di lanciare questa conferenza che è Drones Beyond the Hobby, cioè far vedere che un drone non solo è un oggetto hobbistico per fare fotografia, per fare le immagini, ma può fare delle operazioni di servicing industriale, come per esempio si parlava prima di oil and gas, inspection and maintenance, quindi ci sarà una conferenza dedicata a questi argomenti. E infine nella mattinata di domenica c'è quello che avete visto che le sequenze video sono state introdotte da un messaggio che io uso spesso nelle mie presentazioni divulgative, vale a dire robots with us, within us and among us, cioè proprio il fatto che impariamo a convivere con i robot, e ci saranno diverse presentazioni che spazieranno dal settore industriale, quindi in piena linea con quella che è la mission di Impresa 4.0, ma anche di servizi come per esempio delle applicazioni di robotica chirurgica che stiamo sviluppando al Centro di Chirurgia Robotica della Federico II che io dirigo.